L'ex mercato civico di Santa Teresa a Pirri si trasforma nell'ex MEI, il più grande centro di aggregazione sociale dell'isola. Lo gestirà la Fondazione Domus de Luna, impegnata da anni in progetti dedicati a bambini e ragazzi che vivono situazioni di disagio, che si è aggiudicata al bando indetto dal Comune di Cagliari. L'apertura del centro è prevista entro la fine dell'anno. A breve cominceranno i lavori di ristrutturazione dell'edificio, circa 1500 metri quadri, con un investimento iniziale di 200.000 euro finanziati dalla Fondazione Vodafone Italia, uno degli sponsor privati che sostiene l'iniziativa insieme a Mediaset e Radio RTL. Progetto innovativo. Noi normalmente siamo abituati ad aprire case d'accoglienza. È la prima volta che apriamo un centro di aggregazione che poi non vuole essere un centro di aggregazione standard, classico, tradizionale, ma appunto vuole essere innovativo e usare quegli strumenti e quelle possibilità che con i ragazzi forse oggi hanno più presa. Nell'ex MEI ragazzi e ragazze potranno fare musica, radio, video multimediali, teatro, tutto quello che può stimolare la creatività e soprattutto favorire la socializzazione di adolescenti a rischio di devianze. Il quartiere di Santa Teresa a Pirri è uno dei più difficili, una realtà simile a quella di Sant'Elia a Cagliari, è stato detto nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto. Sarà un punto di riferimento importante per la municipalità di Pirri, che da tempo chiedeva uno spazio di ritrovo per almeno 300 giovani.